Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come realizzare un menu ad apertura come quello che possiamo vedere nel monitor. Mi viene mostrato il menu nel desktop. Quando passo in visualizzazione mobile possiamo aprire il menu con questo fantastico effetto che va anche molto di moda. Ma prima di iniziare il tutorial, come sempre iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina per non perdere nessuno dei prossimi video, mettete un bel like a questo video e lasciatemi nei commenti tutte le domande del caso. Avete fatto? Grazie millissime! Allora chiudiamo questo e partiamo dalla nostra bella paginetta bianca e vediamo di cosa abbiamo bisogno per realizzare questo menu. Allora, in prima battuta abbiamo bisogno di una nuova cartella con una cartella CSS e un foglio di stile. All'interno del foglio di stile andiamo a definire queste dinamiche, il box sizing con valore border box, margin 0, padding 0 per azzerare il box model e al body andiamo ad assegnare un colore di background e una famiglia predefinita per i testi. Ci prepariamo una cartella JS con all'interno un file custom.js e all'interno di questo file andiamo a inizializzare il documento per cui useremo jQuery e all'interno della index andiamo a recuperare la nostra solita strutturazione iniziale con collegamento al foglio di stile, un CDN dalle Google API per andare a recuperare la libreria jQuery e ovviamente andiamo a richiamare il file JS custom.js. Siete pronti? Benissimo, allora andiamo. La prima cosa che facciamo è andare a costruire la struttura all'interno del nostro body. Allora ci creiamo un bel nav. All'interno del nav andiamo a creare un div navbar e all'interno del div navbar andiamo a crearci un div che chiameremo line per 2. Andiamo a farci le due lineette che comporranno il burger button, ok? Bene, fuori da questo div andiamo a crearci una UL che chiameremo menu e all'interno di questa UL andiamo a creare un po' di voci di menu. Facciamo una lista, un marcatore A e andiamo a crearci la prima voce about us, salviamo e poi di seguito andiamo a crearci 2, 3, 4, 5 voci. Facciamo services, portfolio, blog, contact. Mettiamo un po' di ordine e ce l'abbiamo. Per quanto riguarda il nostro HTML è tutto qui, abbiamo finito. Verifichiamo ed ecco qui il nostro bellissimo menu pronto. Passiamo ora al foglio di stile. Nel foglio di stile la prima cosa che andiamo a dichiarare è il nostro nav, a cui andiamo ad assegnare un height, un'altezza, pari a 10 viewport height e poi assegniamo un colore di background 3399 FF, il mio solito blu. Ricarichiamo e abbiamo creato la nostra barra di navigazione. Passiamo ora alla formattazione del menu. Richiamiamo la classe .menu che vi ricorda la nostra lista, portiamo in display flex e andiamo a togliere i pallini, listyle o listyle type none. Vediamo cosa cambia e abbiamo messo tutti gli elementi in linea. Andiamo ora a dire a questo menu di essere largo il 50% dello spazio disponibile. Diamogli anche velocemente un colore di background che ci permetta di vedere come si comporta. Diamo un'altezza pari al 100%. Vedete che il nostro menu ha occupato il 50% dello spazio e tutto lo spazio disponibile in altezza. Andiamo poi ad applicare il valore justify content space around che ci permette di distribuire gli elementi mantenendo uno spazio anche all'inizio e poi utilizziamo align items di Flexbox con valore center per centrare i nostri elementi
da sopra e sotto. Perfetto. Ora voglio spostare questo menu dall'altra parte, sempre sfruttando Flexbox. Utilizziamo un valore che abbiamo già visto in altri video, margin left auto. In questo modo andiamo a spostare l'elemento tutto dall'altra parte rispetto alla dichiarazione fatta. Ok, molto bene. Fin qua ce l'abbiamo. Adesso andiamo a formattare il marcatore A. Quindi definiamo un colore per i nostri testi, per i nostri link, è più corretto dire. Andiamo poi a togliere la decorazione del testo, perché è un link, quindi ha l'underline, e poi andiamo a definire un font size di 14 pixel per le dimensioni del nostro testo. Vediamo un po'. Molto bene, guardate com'è carino ed elegante. A questo punto direi che possiamo anche togliere il colore di background nero, perché ci siamo resi conto di cosa sta facendo. Molto bene. Ora iniziamo a elaborare il discorso mobile. Questo menu ovviamente si vede nel desktop, adesso andiamo a lavorare ed elaborare le media query. Vedete che qui c'è un bel casotto che è uscito, ok? Quindi cosa andiamo a fare? In prima battuta dobbiamo creare un breakpoint, quindi andiamo a richiamare una media query e andiamo a dargli un valore max width di 768 pixel. Inizialmente possiamo nascondere il menu così che non ci crei problemi. Se scrivo giusto funziona. Ok, molto bene. Allora, la prima cosa che facciamo adesso è andare a crearci il burger button. Richiamiamo il div in questione, il div line, gli diciamo di essere largo 30 pixel, di avere un'altezza di un paio di pixel, di essere di colore bianco e andiamo a definire un po' di spazio sui quattro lati. Facciamo margin 5 pixel. Vediamo se è vero. Eccolo qui, ce l'abbiamo. Col discorso poi del margine ovviamente vedete sta tirando giù anche il collasso dei margini, si sta tirando giù anche header. Andiamo ora a richiamare il nostro nav che andremo a settare in position relative e andiamo a richiamare il navbar che contiene le nostre lineette, i nostri line, e andiamo a metterlo in position absolute. Posizioniamo right, gli diciamo 5%, top gli diciamo ci sono dei giorni che proprio scrivere è un dramma, ragazzi. Top gli diciamo 50%. Ricordiamoci di inserire uno z-index molto ampio, quindi facciamo 100 in questo caso, così che l'elemento navbar poi rimanga anche sopra il menu quando si apre. Ok, siccome ovviamente non è un link, può essere utile inserire il cursor pointer per far apparire la manina e andiamo a fare un transform. Dove sei? Qui. Con valore translate, salviamo, guardiamo un attimino la posizione del nostro elemento, vedete si è posizionato qui al 50% da top, quindi andiamo a dirgli di rientrare del 5%, virgola, e gli diciamo di rientrare del 50%, così che si posizioni esattamente a metà del nostro nav, indipendentemente da quanto grande è il nostro nav. Ok, fin qua ce l'abbiamo. Allora è giunto il momento di andare a elaborare tutta la nostra struttura del menu. Quindi per poter fare questo dobbiamo riprendere il nostro bel punto menu che abbiamo nascosto qua su, quindi possiamo anche eliminare questa riga e gli diciamo: ehi menu, tu sei un position fixed, come è giusto che sia. Ti do un colore, può essere un gradiente, può essere quello che volete, io adesso metto un colore uniforme, 3399 FF, salvo. Gli definiamo un'altezza pari a 100
viewport height, quindi tutto lo spazio disponibile della viewport, e una larghezza pari al 100% dello spazio disponibile. Salviamo, vediamo cosa succede e abbiamo questa situazione, vedete? Allora, questa situazione adesso ovviamente deve essere ridistribuita. Questo è un flex direction con valore row in riga. Dobbiamo trasformarli in colonne. Flex direction column, e gli elementi andranno uno sotto l'altro, ridistribuendosi grazie allo space around. Qui adesso non si vede, facciamolo un po' più piccolo. Ok, non si vede perché il monitor è più piccolo dell'apertura. Quindi vedete che gli elementi si sono distribuiti grazie a Flexbox. Adesso iniziamo a elaborare la nostra bellissima situazione. Allora, cosa dobbiamo fare? Utilizziamo il valore clip path per creare una maschera e gli diciamo circle aperta chiusa tonda e andiamo a dirgli 100 pixel. Vediamo cosa succede. Si crea, vedete, una maschera di 100 pixel. Giusto per capire un po' meglio, se vado a scrivere 50, la maschera sarà più piccola. Ok? Ma 100 pixel ci sta bene. Allora, 100 pixel. Poi gli dobbiamo andare a dire at. E adesso lo dobbiamo posizionare 90% meno 10%. Quindi andiamo a spostare questo elemento in alto, dove non si vede, qui. Ok? Per la retrocompatibilità di tutta la baracca, vi consiglio di andare ad inserire il prefisso proprietario WebKit in questo modo. Ora andiamo a dirgli transition. Per creare il tempo dell'animazione facciamo all. Facciamo un secondo intanto, così la vediamo bene, poi eventualmente velocizzate perché sennò diventa una rottura di palle. Is out. Easy out. Ok? E poi andiamo a escludere anche pointer event. Andiamo a dirgli none, così evitiamo che qualche elemento nascosto possa creare un'azione. Qui non dovrebbe essere cambiato assolutamente niente, come potete vedere. Ripartiamo da qua e adesso ci creiamo una classe .open dove andiamo a dirgli clip path. Ci copiamo questa parte. Invece di 100 gli diciamo ehi, voglio che tu diventi grande, sempre partendo dalla posizione in cui sei. Una posizione di sicurezza potrebbe essere 1500 pixel. Ok? Infatti vedete che se adesso io metto qua 1500 e 1500 e vado a ricaricare, vedrete che mi riempie tutto lo spazio disponibile. Quindi l'idea è che parta da qui e cresca in questa direzione. Ma per poter andare ad applicare questo piccolo dettaglio abbiamo bisogno di jQuery, perché dobbiamo andare a creare l'azione click sul pulsante, che volendo si può fare anche con JavaScript puro, ok? Però a me piace di più usare jQuery. Allora, a questo punto passiamo al file custom e andiamo a creare il nostro bellissimo evento. Allora, dollaro aperta chiusa tonda apici punto navbar, quindi l'elemento, il selettore da selezionare, punto concateno l'evento click, function aperta chiusa tonda aperta grafa, vado a capo, punto e virgola. Quando clicco su navbar, dollaro punto menu, al menu toggle class applica la classe che abbiamo chiamato open e chiudo. Andiamo a ricaricare e se abbiamo fatto tutto giusto, cliccando qui avremo il nostro bellissimo menu che si apre con l'effetto che avevamo deciso di fare. Rivediamo un attimino anche da qui. Abbiamo il menu desktop. Quando entro nel breakpoint da 768 appare il burger button, quando clicco si apre il nostro menu con il nostro super effettone. Semplicissimo ragazzi. Ah porca puttana, mi sono accorto adesso che mi sono dimenticato di andare ad aggiungere e ripristinare
il pointer events, valore all, altrimenti non le potete cliccare alle voci di menu. I'm sorry guys! Capita anche ai migliori, E anche per oggi è tutto, grazie mille per avermi seguito anche in questo fantastico video, noi ci vediamo la prossima settimana o chissà quando, come sempre, see you next time!